Eder. Mac. Pallister. Oggi, martedì 15 luglio 2025, la Procura di Trieste ha disposto una nuova perquisizione a casa di Sebastiano Visintin, unico indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovic. Le forze dell'ordine, insieme a tecnici e consulenti nominati dalla Procura, si sono presentate nell'abitazione di via Verrocchio per un sopralluogo approfondito. Il focus principale è stato posto sul laboratorio da arrotino che Visintin gestiva in casa e sull'utilizzo dei macchinari destinati all'affilatura di strumenti da taglio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire in maniera minuziosa le attività svolte da Visintin la mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana, attraverso l'analisi dei consumi elettrici legati a quegli strumenti. Si vuole verificare se la versione fornita dall'uomo, secondo cui avrebbe lavorato nel laboratorio fino a tarda mattinata prima di uscire in bicicletta con una GoPro, sia compatibile con i dati oggettivi. Durante la perquisizione, gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica, coordinati dalla PM Ilaria Iozzi, hanno concentrato l'attenzione anche su alcuni oggetti già sequestrati il 9 aprile scorso, oltre 700 strumenti da taglio, tra coltelli, cesoie e forbici, ma anche guanti e soprattutto un maglione giallo. Questo capo d'abbigliamento è al centro dell'indagine, poiché la fibra di tessuto giallo rinvenuta su uno dei sacchi in cui era avvolto il corpo di Liliana potrebbe essere compatibile proprio con quel maglione. I tecnici stanno inoltre valutando se qualcuno degli utensili da arrotino sequestrati possa essere stato utilizzato per recidere il cordino con cui Liliana era legata. La donna, infatti, fu ritrovata all'interno di sacchi neri da spazzatura, con una busta di plastica in testa e corde strette al collo e ai polsi. La presenza di un taglio netto su una delle corde ha riaperto il sospetto che tale operazione possa essere avvenuta post mortem, magari per facilitare la collocazione del corpo nei sacchi o per simulare un gesto volontario. Questa nuova perquisizione, fortemente voluta dalla Procura, rappresenta un'ulteriore accelerazione dell'indagine, che ha visto un primo decisivo cambio di passo nei mesi scorsi, quando la posizione di Visintin è passata da persona informata sui fatti a indagato per omicidio. Le analisi sul materiale sequestrato sono ora affidate a 3 periti: i professori Fattorini, Turchi e Sacchi, incaricati di stabilire la compatibilità delle fibre, delle tracce e degli eventuali residui presenti sugli strumenti e sugli abiti. I loro risultati sono attesi tra fine anno e l'inizio del 2026. Parallelamente, la difesa di Visintin ha chiesto alla Cassazione la possibilità di effettuare una nuova perizia medico-legale sul corpo di Liliana, opponendosi all'autopsia eseguita dal team della professoressa Cristina Cattaneo, che ha escluso l'ipotesi del suicidio, individuando un probabile soffocamento da compressione. Il contrasto tra la perizia della Cattaneo e le consulenze difensive resta uno dei nodi più delicati dell'indagine. La risoluzione del ricorso in Cassazione sarà determinante per stabilire se si procederà a una nuova autopsia o se la Procura potrà basarsi esclusivamente sugli elementi già raccolti per chiedere il rinvio a giudizio. In attesa di risposte definitive, le indagini si muovono su un doppio binario. Da un lato, l'analisi tecnico-scientifica dei reperti, dall'altro il lavoro investigativo su spostamenti, alibi e testimonianze. Oggi la Procura ha voluto stringere ancora di più il cerchio attorno a Visintin, scavando dentro la sua quotidianità, le sue abitudini di lavoro e l'ambiente domestico in cui Liliana ha vissuto fino all'ultimo giorno. L'impressione generale è che i magistrati ritengano possibile che Liliana sia stata uccisa proprio in casa, in un momento in cui si trovava da sola con il marito, e che il corpo sia stato successivamente trasportato nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, dove è stato ritrovato il 5 gennaio 2022. Tra le ipotesi investigative ora valutate con maggiore insistenza vi è anche quella di una messa in scena del suicidio, architettata dopo la morte della donna per depistare le indagini. In questo contesto ogni strumento da taglio, ogni traccia di materiale ferroso, ogni filamento di tessuto può diventare la chiave per sciogliere un mistero che a quasi 4 anni di distanza continua a scuotere l'opinione pubblica. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.